Rieccoci, primo Sider Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 diretta sulla pagina Facebook. Il tema l'avete già capito, gli ospiti anche. La domanda, poi andiamo negli altri ospiti che faccio Roberto Marcato. Tutti quei soldi che abbiamo visto, al di là ovviamente che lo Stato ce n'è dati meno, che ha deciso in gran parte dove e come andranno spesi, chi controllerà la spesa di tutti questi soldi che sono stati attribuiti al Veneto, anche se sono pochi? Non vorrei poi che capitasse di nuovo, storia ci segna, storia docet, ci segna il Mose o tant'altro che è capitato qui in Veneto. Chi controllerà tutto questo? Come Mose controlla lo Stato? Perché il Mose è un'opera dello Stato, ricordiamolo sempre, è un'opera voluta, finanziata, controllata e spesa dallo Stato. Sì, però poi è andato in galera il Presidente della Regione. Insomma, no, ma può andare in galera uno del Trentino? Il Papa il Mose, non mica quello. Scusi, quello che dice l'assessore Marcato l'ha detto Carlo Nordio. Carlo Nordio, in un'intervista ha dichiarato che il Mose è uno scandalo romano. Romano? Cioè, dopo, chi ha seguito l'indagine? Paga di Veneti, su questo credo che stiamo dicendo chi ha mangiato noi. No, pacifico, per carità, ma è un'opera dello Stato. Soldi, la mia domanda è molto più banale. In questi soldi, lo Stato, il controllo è sempre dello Stato. Però c'è qualcuno... come vengono spesi? Perché è lo Stato che deve rendicontare poi. Perfetto, e quindi non decide nemmeno la Regione dove, chi controllare, chi e come verranno spesi? Il controllo della spesa? No. Ovviamente abbiamo delle responsabilità anche noi. Però più che controllo, la Regione ha il monitoraggio. Monitoraggio, sì. Passami sto termine perché... Sì, monitoraggio, sì. Verificare lo stato di avanzamento. Esatto. Sì, ma se è diverso, si scheggia i spesi più oppure mai. Chiedo chi... No, è di competenza dello Stato. Perché ho già capito monitoraggio spetta alla Regione. Anche qui bisogna controllare bene, Patrizio Bertini, mi sembra di capire. Se tanto mi dà tanto... Ma il fatto è che io spero che questi soldi non siano una regola precisa da applicare, perché sono convinto che adesso, mi diceva anche il direttore della regione, che faremo un incontro per rivedere un po' le cifre, perché sinceramente così non danno soddisfazione al nostro territorio. Quindi ha detto vedremo di fare interventi con il governo, però sempre lo Stato centrale è quello che dobbiamo trattare sempre e comunque per avere... Giustamente come dice il Presidente Marinese, al governo che sia di ministri veneti, giusto? Che sia di parlamentari veneti, da destra e da sinistra, che lo diremo, perché lo Stato seguivo non si alle cause per cui dubita dell'autonomia detta del Presidente Marinese. Ha detto di no. Ha detto di no, io mi sono permesso di dire dubita. Ne aggiungo una che il Presidente Marinese non ha citato, ma sono convinto che quando lo dirà di sì. Uno dei veri oppositori a qualsiasi, come dire, azione di autonomia, di maggiore autonomia, si chiama la burocrazia centrale. Certo. Questo è il punto. Guardate che il ministro, oggi Gelmini, ieri la Stefani, eccetera, guardate che alla fine si trovano con polpette avvelenate nel percorso che magari politicamente vogliono portare avanti. Però mi sembra, Manzon, che nessuna parte politica quando va al governo vuole ridurre questa burocrazia, perché nella storia della burocrazia lei mi insegna che sono anni e anni che a Padova, anzi, viene sempre più alimentata, ogni anno aumenta la burocrazia, però chi va al governo mai ce n'è uno che dica riduciamo, oppure riducono un tantino per dare il contentino a delle stupidaggini, ma il grosso, il polpettone lo lasciano così com'è. Quindi è un lei pensi che c'era uno studio sollevatore di 10 anni fa? Ma è un giochetto che va bene, che poi nelle televisioni e nei giornali dicono tutti, poi quando vanno lì il polpettone aumenta, come diceva... Io siccome sono ignorante, molto ignorante, a quello che dice Renato Mason, il segretario Renato Mason, aggiungo che l'autonomia magari non lo vuole proprio il leader della Lega. Così, ma sono ignorante. Non lo vuole? Io. Il leader della Lega. Ma io sono tanto ignorante. No, lui è cattivo. No, questo no, perché credo sia un paese strano. Però se dice un paese strano, un paese strano questo, irriformabile, guarda che ha provato tutti a riformare questo paese. Lo sa, lei è stato, le spiego Roberto Marcato, o mi spiego, perché non è bello dire le spiego, mi spiego. Ha fatto questa osservazione su una frase forte di Marinesi, che se... da ignorante però. No, da ignorante, che lui ha fatto tutte le solite precisazioni. Se invece di Marinese ci fosse stato l'esponente dell'estrema sinistra, non so come sarebbe andato a finire lo scontro. Ma perché lui, giustamente, lui non è un rappresentante di partito, quindi a lui lascio la sua opinione di imprenditore. Questa frase l'ha lasciata come una frase angelica, mettiamola perché così. Essenzialmente, siccome l'assessore Marcato conosce bene le parole, ignoranza è espressione di inconsapevolezza. E quindi lui lei nella mi mia dice,
consapevolezza mi lascia lei dire mi le dice cose. che all'interno della Lega ci sono delle fazioni diverse dicendo così. No, io dico che da ignorante, Da ignorante le faccio la domanda. non lo so, perché non conosco le E dinamiche allora da interne. ignorante sempre le chiedo. Ci sono delle fazioni cosa che domandi diverse. se non sa? Non lo so. Io, allora, Se non sa, cosa che domandi? Però da Io- ignorante, come ha detto, io dico- no, perché No, Roberto Mercato, siccome provoca provocazione per provocazione, ci stiamo, Sì, no, però gioco, le dinamiche perché interne- lui è un uomo molto intelligente No, ma io e lo conosco quindi bene. nel provocare lo potrei chiamare in determinate, sai le zanzarine, quelle che pungono poi ti fanno Ah, il a buco, Calabro? anche Calabro, ma lui è una zanzarina di quelle che tacca e poi si stacca. Nell'ignoranza vuol dire che all'interno della Lega anche lì non sono tutti ma d'accordo. le zanzare arrivano a giugno, adesso siamo a febbraio, non ce ne sono a Ce gennaio. ne sono perché fanno temperatura Le che è temperature di sopra della media. tranne in questo. Ma Comunque, volendo no, pensare solo- male Oh. e poi da ignoranti c'è un... C'è un po' di verità No, C'è un po', ci tenevo ecco, però io- a dire un dato, se posso. in tutti i partiti. 10 d'Italia. anni fa il Sole 24 Ore ha presentato uno studio secondo il quale con il federalismo fiscale e con il federalismo, insomma, per quanto riguarda la sanità, ci sarebbe un risparmio complessivo di 40 miliardi all'anno. Fermo lì, perché era la tabella che volevo mettere e per chiedere a Roberto Marcato e chiedere alla sanità, perché mi ha incuriosito un punto e volevo essere aggiornato in questo anche a Masò, pure che mi sa rispondere. Le chiedo, praticamente 30 ospedali di comunità, la creazione vorrebbe dire crearli da zero, questi 30 ospedali nel Veneto, quando qui a Padova sono 30 anni che non ne creiamo uno. Per creare 30 ospedali di comunità, credo di aver capito che siano da zero questa costruzione. Sì, non sono gli ospedali. No, non sono da zero, scusa Roberto. Prego. Cioè, quello cosa che sono so- che la creazione Allora, di 30 ospedali comunitari? Allora, per gli ospedali di comunità ci sono strutture intermedie, ospedali di comunità, URT, che sono le unità di riabilitazione territoriale, gli hospice. Sì, ma bisogna costruirli, dico, da zero No, come... no, ci sono. No. No. Ah, ci sono già. Possono Poi io esserci. pensavo che Ce ne sono. queste piccole Ma- O comunità... ci sono queste grandi piccole- strutture Grandi. ospedaliere dismesse che possono essere recuperate, che devono riutilizzate. essere recuperate, ecco là, e siamo in questa Bene, Cortina domanda, potrebbe noi essere. abbiamo 30 vecchi ospedali dismessi da ricreare, domanda perché vivendo in Veneto mi trovavo e mi trovo a disagio nel fare questo commento quando vedo a Padova che per un ospedale ci sono voluti 30 anni, 40 ora che è costruito, forse 40, e vedo che qui ce ne sono 30, mi dico in quel periodo breve, come faceva riferimento, che bisogna fare per avere, mi domando come verranno fatti. sono in larga parte ristrutturazioni e quindi se si è seri... Ma c'è scritto, scusi sotto, mi scusi se sì, ne no, faccio un rompiscatole di natura. Mi lasciate quella tabella, Marco? Modernizzazione tecnologica e digitale, e dopo c'è scritto dove c'era incremento, ho visto prima... Creazione di 30 ospedali di comunità, penultima riga. sì, la penultima riga, Il sì. rafforzamento delle prestazioni sanitarie è facile pensarlo. Scusate, non voglio fare il maestro, il professore, spiego perché sono anche un po' del settore, quindi prestazioni sanitarie sappiamo cosa sono, visite, interventi, eccetera. Incremento dell'assistenza domiciliare, anche questo lo sappiamo perché ci sono nel territorio veneto Sempre più territori più serviti dall'assistenza domiciliare o meno serviti. Occorre portare tutti a livello Che lei alto. ricorda per la sanità nei cui 25 miliardi quanti aveva richiesto la Regione? Vado a memoria, credo siano stati 4 miliardi e rotti, compreso mezzo. l'ospedale, vado a memoria, 4 però, e mezzo, ecco, non vorrei sbagliarmi, ma in questo momento... Assistenza domiciliare abbiamo capito, creazione di 49 centri operativi territoriali, sono le famose strutture che noi nel Veneto sostanzialmente non abbiamo, se non quelle delle aggregazioni dei medici di base, e quindi è una ulteriore... come Vabbè, dire, le 99 case di comunità? sono queste, sono le case di Le RSA, per capirci. medici di base, più qualche servizio ospedaliero, qualche servizio infermieristico, qualche servizio sanitario, in una casa Mi unica. posso chiedere da ignorante, e quindi davvero da ignorante, qui uno ci può navigare dentro come vuole nel ragionamento che mi fa lei, ma non sono belli precisi. Cioè le RSA non ci sono, No. l'aumento dei medici non c'è, l'aumento esatto. Cioè, qui c'è una cosa che mi sembra abbastanza, la sanità dove sicuramente la Regione Veneto in primis ha detto investiremo nella sanità perché abbiamo capito che è obbligatorio farlo, ma qui mi sembra che sia un po' in confusione. Però non è il mio comparto, ma rafforzamento delle prestazioni sanitarie è una conseguenza di tutto il personale. Però Roberto, per parlarci molto francamente, sono 600 milioni. Guardate che 600 milioni,
in 6 anni, cioè fino al 26 compreso. Niente. Guardate che è niente, ecco, non è niente perché poi non voglio Renato- banalizzare, beh, non voglio Poi- banalizzare, che poi- ma- no, ma niente, ma poi di 600 milioni meno i 357 per la parte tecnologica e digitalizzazione, Che- perciò alla fine rimangono quindi- al netto 250 milioni, cioè 250 milioni. Ma la sì. modernazione tecnologica vuol dire anche che è un aiuto sanitario. Faccio esempio per chi non Apparecchiature capisce. sanitarie. Apparecchiature, uno esce con l'ambulanza, robotica. e uno esce con l'ambulanza già attrezzata per fare un Sì, intervento però, quasi Giorgio, nuovo, se dai più o meno. 595 milioni togliamo i 357, la spesa è misera. Ho capito, Sì, però restano ogni Sì, però 300 oltre a quelli che vengono sempre messi dalla regione, sì, attenzione. oltre alla spesa, sì, Questa ovvio, è certo. quindi è aggiuntiva, Aggiuntivo. quindi Ecco, pensate solo, nel PNRR, com'è possibile non prevedere l'ospedale di Padova? Nuovo ospedale di Padova. Non c'è mica nel PNRR, nuovo ospedale di Padova. zero. Noi l'abbiamo chiesto. Zero. Noi l'abbiamo chiesto. Cantierabile. Allora, cantierato. possiamo dire... Difatti sto dicendo che è molto dubbioso quella tabella lì, per quello vi chiedo a voi se mi date delucidazioni. non è che in non sia merito. messo perché è già stato finanziato. No, cioè, no, abbiamo messo una previsione, ma forse Appunto, se no- finanziario, non ti puoi mica- Appunto, quindi Ma no, Già ma la neanche perché nel PNRR dei 210 miliardi circa 70 miliardi sono stati recuperati da quelli finanziati, cioè, perciò, esatto. perciò al netto non sono 210 Sì, miliardi, ma sono 140 miliardi. meno 70, 2,10 meno 70. 2,10 meno 70, perciò modo. il finanziato, perché è stato un modo intelligente per evitare di aumentare il debito pubblico, perché una cosa è il finanziato e un'altra cosa è l'utilizzato. Il finanziato ti alimenta debito come impegno, l'utilizzato, siccome il bilancio dello Stato va per cassa, ti alimenta debito vero. Bene, e vediamo che l'ultima tabella, quella invece sempre che da riguarda ignorante. l'istruzione, che anche lì ovviamente è una situazione drammatica perché determinate infrastrutture nella nostra regione per quanto riguarda le scuole sarebbero da buttare giù e rifare tutte. Questo è quanto hanno messo a disposizione, non tutte, però la maggior parte, mi scusi, la maggior parte, Roberto Mercato, ci sono delle scuole, vanno nei paesi dove non c'è neanche riscaldamento, insomma vanno in cappotto dentro Sì, in il aula. problema anche lì, scusi dottore, direttore, il problema è che non c'è un centesimo di euro per la natalità, cioè noi dobbiamo assistere, dobbiamo non solo fare gli asili nido, ma dobbiamo far sì che le persone, i bambini vadano all'asilo nido. Per andare all'asilo nido bisogna far figli, noi stiamo perdendo demograficamente tanto, cioè se noi non facciamo figli e non diamo stabilità, noi non riusciremo a pagare le pensioni, avremo un problema occupazionale, altro che chiudere Però le sei frontiere. così convinto tu, Presidente, che non si faccia figli solo per questioni economiche? Allora, Un po', dai, un po'. C'è un tema culturale. Certo. Ci sono paesi che hanno un PIL pro capite come il nostro e hanno il doppio dei figli. C'è un tema culturale, secondo me. allora, c'è anche se quest'anno è stata invertita un po' perché sembra che la natalità quest'anno abbia avuto per la prima volta un segno più. Sì, allora, è un tema culturale. Forse la pandemia che tutto aiuta. vero. Però Però bisognerebbe fare un'altra tematica, che l'abbiamo già fatto una serie, una trasmissione che ha invitato anche psicologi e poi tant'alro, per parlare delle poche nascite che ci sono in Italia, nella nostra regione sicuramente. Ma guarda, ma posso dirle, sono venuti. cioè, Pensavamo allora, che con il lockdown invece sono state più separazioni. ma pensate questo come- era chiaro, questo gli avevo detto io in trasmissione che ci sarebbe stato un problema sociale importante. Le separazioni hanno un altro elemento, però No, ha aiutato in il certe problema, situazioni. volevo dire sulla natalità, che è un elemento importante, è vero che è un elemento culturale, ma l'instabilità, comunque, quella grande percentuale di famiglie che si creano ti porta ad avere un figlio e non più 3 figli. Il problema di non dare un'assistenza alle donne per la maternità e perciò non avere delle infrastrutture ti crea un problema, perché poi alla fine nel rapporto di coppia ormai c'è già la parità di genere, anche lo stipendio perciò devono ci vuole lavorare. un insieme di cose. Anche lo stipendio devono lavorare in due per pagare ovviamente quello che c'è da pagare. Sì, ma ci sono paesi dove bisogna lavorare in due lo stesso, eppure fanno i figli. Cioè io ho l'impressione che ci sia un tema di welfare, di tutto quello che, a parte il fatto che noi abbiamo uno dei welfare migliori d'Europa. Sì. Quindi anche su sta roba qua, prendere sempre l'esempio mai in Svezia, mai in Francia, insomma, quando poi si va negli altri paesi si deve tutto sommato torno a casa. Quindi il sistema di welfare qui c'è
e funziona. Possiamo ragionare sugli stipendi, vero, ma ci sono paesi che hanno stipendi simili ai nostri, difficoltà simili alle nostre, però hanno il doppio di figli. Allora, perché? Bisogna chiederci perché. Secondo me c'è un tema anche culturale per cui non si fanno figli. Lo abbiamo già fatto. Adesso in questo ragionamento, Roberto Marcato, quando arriveranno questi soldi, quando saranno utilizzabili, visto che c'è un tempo ovviamente organizzato per terminare e per poterli avere, arrivano già rapidamente in modo tale che le aziende possono iniziare a avere i soldi per iniziare i lavori, per pagarli o no? Praticamente quando inizierà questo meccanismo di questi soldi che dovrebbero arrivare, anzi arriveranno dall'Europa se li spendiamo bene? Perché uno dice arrivano dall'Europa se li spendiamo bene, quindi prima dobbiamo spenderli e poi arrivano, e quindi voi lo Stato come fa a pagare l'azienda che costruisce l'ospedale, faccio un esempio banale, o costruisce quella strada, se devono arrivare prima i lavori dei soldi? Come funziona questo gioco qui? Perché non ho capito. Guarda, io da un punto di vista proprio tecnico so a grandi linee, ma non entro nel dettaglio, forse Mason ha dati molto più... Dicono l'Europa, noi vi diamo i soldi se riuscite a terminare i lavori entro i 5 anni, quelli che sono. 2026. Bene, se non riusciamo a terminarli, li rivogliono indietro e ce li danno certo. prima? Come funziona questa storia? Funziona così, tu presenti il progetto ti viene approvato e ti viene già erogato una prima somma. Infatti abbiamo avuto un'anticipazione di 23 miliardi, se non ricordo la cifra precisa. Sì, 24,9 a giugno, il 13 agosto è arrivato fisicamente. Benissimo, è un'anticipazione. Tanto cominciano ad arrivare 24 miliardi. Tu con 24 miliardi intanto cominci a avviare, ma sicuramente sono stati spesi fra progetti o impegnati vuol dire bene. Poi ogni 6 mesi c'è la possibilità di avere, è prevista una tranche, io se volete ho anche tutte le date, ma ve le me ne dia un po'. Per esempio, al 31/12/2021 21 miliardi, 31/12/2021, cioè ieri altro, 21 miliardi, quando ce li danno? Entro il 31/12 noi dobbiamo dimostrare di aver fatto tutte le riforme, 63 riforme, cioè 53 riforme nel 2021, tutte le riforme e tutti gli investimenti che erano previsti per il primo anno. Li abbiamo fatti, ci hanno dato i 23, sì. Fermo Maso, chi controlla che sono stati fatti bene? Bruxelles, perfetto. La Commissione Europea. Perciò se ci danno i 21 miliardi... Ce li hanno già dati? No, ancora. Hanno detto sì, tutto regolare. Allora, tutto regolare. Sì, però però se dicono sì, ma mica sono tutti uffa. No, ma non lo dico, no, lo sto dicendo. Quando ci daranno i 21 miliardi, ancora non ce li hanno dati, ci hanno detto di sì, quando ce li daranno vuol dire che noi abbiamo riformato il nostro paese. Chiedo, vi sembra che il nostro paese sia migliorato e riformato? No, se dicono sì vuol dire che già hanno approvato tutte le regole. Allora, noi abbiamo detto, noi dovevamo fare entro il 31 dicembre 52 riforme e poi altri 64 obiettivi, su traguardi e obiettivi, 64 obiettivi. Nella rendicontazione, poi nelle relazioni che abbiamo presentato, la Bruxelles ha detto di sì, ha detto oggettivamente voi avete fatto queste 53 riforme. Non mi sono mica spiegato. Non vuol dire grandissime riforme. Che dopo non siano stati fatti, questo è da verificare. Bene. Chi verifica? Adesso dice, no, è già verificato. nel 2000 è verificato, hanno detto di sì, i 21 miliardi stanno per arrivare, questione mi dicono di giorni, sinceramente dicono da Roma di giorni. Sì, arrivano. Adesso al 30 giugno 2022 dice in maniera provocatoria, arrivano così come No, arrivano. Io dico che no, allora ve lo sarò esplicito perché mi rendo conto che non sono stato chiaro. Noi riceveremo 21 miliardi, diremo che abbiamo fatto 53 riforme, e che non le abbiamo fatte. Ok, ma di fatto non abbiamo colto l'opportunità per fare le riforme. Abbiamo fatto delle riforme strutturali, no. Abbiamo fatto riforme strutturali, no. A questa sua precisazione, allora la domanda è, la domanda vera prima è, non mi avete risposto. La domanda è, e l'ho fatta, chi controlla questo? Perché questo Bruxelles. Ho capito, ma se lui dice, c'è una commissione. Bruxelles dice, ok, avete fatto 53 riforme, ma sono vere, ma scrivere siamo bravi. No, lui fa un altro ragionamento, cioè lui dice questa era l'occasione d'oro per fare le vere riforme strutturali in questo paese, giustizia, fisco, lavoro,
lavoro, pensioni. Bravo. Queste sono le riforme, federalismo, queste sono le riforme che servono. Queste sono riforme di dettaglio che servono a mettere in linea il paese, ma non sicuramente a proiettarlo nel 3000. La domanda da fare al segretario Mason è: per le riforme abbiamo altri stati di avanzamento lavori previsti? Certo. Quando? Nel 2022 noi dobbiamo fare rispetto alle 51 del 2021, scusa, del 51 del 2020, 51, e dicono le abbiamo fatte, poi farò qualche esempio, le abbiamo fatte. Nel 2022 dobbiamo farne altre 56? 56. Giugno. Parlo sempre di riforme. Giugno, la Maison? No, entro il 31/12. Entro il 31. E poi loro ti danno rate a giugno e rate a dicembre. Quali sono le riforme? Portiamo un esempio. La riforma fiscale. Uno degli impegni era fare la riforma fiscale. È stata fatta. Bruxelles si è, passatemi un termine brutto, accontentata, non voglio banalizzare, ma voglio essere quello che volevo dire. Accontentata della riforma fiscale di quella sull'IRPEF e quella sull'IRAP, quella che è stata fatta il 31 dicembre. E l'hanno rendicontata fra le 51 fatte. Domanda, ma sono così continua. Sì. L'abbiamo fatta accontentata, come ha definito lei questo passaggio, perché abbiamo un leader credibile in Europa? Sì, e basta. E allora ha ragione Marinese che non abbiamo i leader credibili in Italia? Perché l'ha fatta Draghi, l'avesse fatta qualsiasi altro leader politico, gli diceva fate fare una riforma questa. Roberto Marcato ha ragione Marinese quando dice il Veneto a Roma, avendo 4 ministri, conta poco, perché i 4 ministri, con tutto il rispetto che io ho per loro, non hanno la credibilità che Draghi ha in Europa per accontentare l'Europa di darci quei soldi senza avere degli argomenti approfonditi. Ho semplificato. No, ha semplificato troppo, mi faccia scomunicare che da ignorante mi danno anche... Io non ho detto che non sono credibili. Più o meno. No, è la forza politica. È la forza politica del Veneto, che è una cosa che diversa. dovrebbe essere molto più. Ma non è la credibilità, è la caparbietà. La persona, è il valore della persona. Non è il valore. Quando arriva i Veneti dovrei tremare i muri. È quello che dice lui. E non c'entra niente la credibilità. State dicendo tutti e due quello che dico io. State semplificando. Cioè, noi abbiamo la persona che ha la caratura di Draghi in Europa. Ma niente. No, allora, una cosa è essere credibile, e tutti lo sono, una cosa è essere caparbio, la differenza tra dare una testata a una porta sino a quando non te la aprono e bussare e dire non me l'hanno aperta, me ne vado. Marinese, io ho la registrazione che la voglio bene, ma lei riesce durante la missione a fare davvero dei capolavori incredibili. Riesce a fare dei capolavori incredibili. Riesce a fare dei capolavori anche per me. Ma il condutore di estrema sinistra vuole metterci in imbarazzo. Direttore, allora, una delle riforme è quella fiscale, abbiamo capito. Però che le ricordo che se lei si candida per il Presidente della Regione io sono dalla sua parte. Ma questa è una buona cosa. Anche io. Grazie. Lo dico pubblicamente, anche io. Posso dirle, l'ho detto pubblicamente, va bene, le va bene? Perfetto, ottimo. Direttore, e poi mi offri un caffè. Ma certo, non volevo riprendere il ragionamento fiscale, abbiamo capito. No, perché lo sai, qui mi lanciano delle freccette i signori qui, che un po' mi agitano. Allora devo chiamarla pubblicità della perché riescono davvero a creare un'atmosfera incredibile. Prego, allora, ho detto quello fiscale. Per esempio, la riforma della pubblica amministrazione è avvenuta. Certo che alcune modifiche sono state fatte, è vero, dobbiamo dirlo. Assunzioni nuove, sblocco delle assunzioni. E come mai paghiamo più luce corrente, l'italiano deve pagare più di tutto? Ci arrivano tutti questi soldi. Il costo dell'energia. Ha fatto un bel ragionamento. Ne parliamo come governo abbiamo dormito, perché quando gli industriali a gennaio del 2000... Faccio una domanda, chi è che fa dei nomi al governo? Hanno dormito o qualcuno ha dormito, no? Allora, noi come industriali, la CGA, cioè, le componenti economiche hanno detto da gennaio del 2021 che avevamo un problema di rincaro di materiale. Addirittura a giugno è stato fatto proprio un manifesto in cui abbiamo detto guardate che a settembre rischiamo che il paese si ferma. Risultato, non è colpa, l'Italia non può fare niente, è colpa dell'Europa, perché poi alla fine quando conviene è colpa dell'Europa. Risultato è che inevitabilmente aumentando le materie prime, avendo un problema mondiale importante con la Russia, si ha un problema anche di energia. Noi abbiamo rinunciato all'energia, ci siamo dati degli obiettivi sulla transizione ecologica
e lo diciamo da sempre, irraggiungibili, perché nei prossimi 6 anni dovremo produrre il doppio di quello che abbiamo prodotto in 20 anni, e stiamo dicendo che sarà un problema e che metterà in ginocchio le aziende, e comunque continuiamo a far demagogia. E noi paghiamo le bollette, abbiamo stanziato qualche miliardo di euro, quel miliardo di euro nel computo complessivo non accontenteranno nessuno, le acciaierie chiuderanno, le aziende energivore chiuderanno e perderemo un'altra volta produzione di materia prima. Se aumentano tutte queste bollette, semplifichiamo, di luce, acqua, gas e tant'altro, ovviamente dovrebbero aumentare anche gli stipendi in proporzione oppure no? Ma guardi che gli stipendi, guardi che se lei prende, posso anche sugli stipendi, purtroppo noi abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa. Il cuneo fiscale una persona che oggi guadagna 1.300 euro netti al mese costa all'azienda dai 36 ai 39 mila euro, perciò lui vede in tasca 1.300 euro e l'azienda ne paga 3.200 al mese. Il problema Come di così tanto, io pensavo c'è doppio, un po' più. No, costo azienda. Almeno, ma non è aumentato 3 volte. C'è un costo azienda e un costo. Io ho detto un po' più del doppio. Direttore, Marinese mi ha detto. Direttore, io ho 140 dipendenti. Mi creda che so quanto costano. E un dipendente da 1.300 euro netti costa dai 36 ai 39 mila euro. Dipende dalla tipologia di dipendente. Dai 36 ai 39 mila euro, perché nei 1.300 euro netti bisogna aggiungere l'imposta. Sì, ho capito. Abbiamo qui per esempio e quindi il povero e dipendente, quindi bisogna ridurre il cuneo fiscale e perciò quello che viene pagato come contributi, darli a favore del dipendente, non dell'azienda, in modo tale che il costo del lavoro diventa inalterato. E perché questo non viene fatto? Ne parliamo da 54 anni. Quindi qualsiasi governo che è andato al governo... Niente. Perché il problema? Perché abbiamo Il motivo è molto semplice. La pubblica amministrazione quanto costa? Costa X. Bene, devo introitare X. Punto. Allora noi abbiamo suggerito, perché il problema? Perché noi abbiamo un problema di INPS che è parecchio indebitata. Allora noi abbiamo suggerito, per esempio, di prendere l'INAIL, che è una delle zone previdenziali molto più ricche, anzi è ricchissima, metterla insieme all'INPS e perciò far cassa per evitare che ci sia da parte dei contributi una riduzione. Ovviamente non è stato accettato. Ma qui il problema fondamentale non è che è stato accettato. Si ricorda che tanto qualche tempo fa, nel 2020, io sono venuto qui, lei mi ha detto basta, vada via, perché ho detto che qualcuno... Adesso lei affronta che questo... La Lezzi ha detto che sulla prima manovra di 25 miliardi si sarebbero alimentati 250 miliardi. Cioè andavamo in giro sapendo... No, ma Marinese... ma di che parliamo? Non mi stia facendo figure, non li mai detto di andare via. No, ma sto scherzando, dai. Mario, oggi sarà la prima volta, visto che... avevamo ministri che dicevano che se a fronte di 10 miliardi di 20 miliardi c'era un differenziale di indotto di 10 volte. Tanto è vero che i pensionati noi aumentano tutte queste spese per il cittadino comune, per l'operaio comune masone. Come farà a fronte l'operaio comune a meno che ho visto ieri sera a porta Salvini che ha detto si incontrerà con Draghi nei prossimi giorni, quindi domani dopodomani, e una delle cose che insisterà è che vengono tolti gli aumenti per quanto riguarda luce, acqua e gas. Riuscirà nell'intento il leader Salvini a far questo? Non so dove trovino i soldi, perché 2022 calcolando... Lo saprà anche Salvini che non li trova. Ma, evidentemente lui fa la sua parte politica, non entro nel merito. Io guardo i numeri perché sono un po' fissato con i numeri. Nel 2022, mettendo un costo per unità di energia medio rispetto a quello del 31 dicembre 2021 e a quello previsto nel 2022, mettendolo medio, quindi non il più alto né il più basso, il costo dell'energia per il sistema produttivo è 37 miliardi il costo complessivo, quindi esattamente il doppio di quello che era nel 2019. Consumavamo 100 di energia nel 2019, spendavamo 16. Consumiamo 100 nel 2022, spendiamo 33. Il doppio. Dovremmo mettere 16 miliardi. Dove trova i 17 miliardi?
magari parlo del sistema produttivo, Presidente Marinese, non sto parlando Sì, ancora Allora delle è giusto, famiglie. ma vi faccio una domanda, allora è giusto che un operaio si ritrovi impotente a subire queste conseguenze? Cioè, mi domando, e deve pagare, qui non è un discorso di sistema, mi sembra un discorso logico per mantenere una famiglia, ma le sembra logico che una famiglia che ha in cassa 1.300 euro al mese e fa i conti sull'euro speso giornalmente, si ritrova il doppio di luce, il doppio di corrente, il doppio di gas a sua insaputa, cosa deve fare? Spegnere la luce? Tanto per tornare al Posso- discorso di prima, Sì. non è neanche una questione culturale, è proprio una questione economica, anche quella di fare figli. Un figlio se lo metti alla scuola materna ti costa 600 euro al mese, per dire, cioè qui è un paese Sì, però che... lì Roberto Marcato ha detto che in altre nazioni spendono uguale ma e tanto guadagnano anche per uguale, finire, i bambini nascono lo stesso, sì, qui c'è anche un altro problema. ma anche per continuare il discorso di Mason, se fatte tutte le riformine, poi andiamo ai bandi, agli appalti, per fare i 100 congressi ci abbiamo messo 12 anni. Non dovevate farlo, Bravo, non dovevamo farlo. questo è vero, la verità è questa. Ma cioè, faccio per capire, come facciamo nel 2026, non voglio essere catastrofico, ma come facciamo nel 2026 ad avere già iniziato i lavori o anche conclusi, Però vero Mason? volevo Patrizio, Anche conclusi i lavori? nel discorso adesso come si fa? che avevo iniziato con l'inizio della trasmissione con Roberto Marcato sull'aumento di queste tariffe essenziali per poter vivere, un operaio come fa a supportarle? Allora, direttore, noi sappiamo tutti che la bolletta, la chiamiamo così per semplicità, cioè il costo dell'energia al consumatore e anche all'impresa consumatrice, tutti e due, è composto per un terzo dal costo del prodotto industriale, chiamiamolo prodotto. Quello che consumi. E per 2/3 dai cosiddetti oneri di sistema. Tasse. Si va dalle tasse Accise. Certo, però andiamo nel pratico, ma come fa a supportare un operaio? Glielo spiego io, posso il dirglielo? trasporto volevo sentire dell'energia. Mason poi... Basta incidere pesantemente sugli oneri di sistema Allora, il tema è e riportiamo solo il costo industriale. tu non puoi come governo, siccome i soldi non ci sono, fermo restando che quest'anno abbiamo avuto più 12% di incassi come gettito su 440 miliardi e tanta roba, però tu non puoi come governo dire, per esempio, io rinuncio a degli oneri di sistema, il vettoriamento, faccio un caso, e dall'altra parte chiedere alle aziende di Stato di fare investimenti forti sulla transizione ecologica. Perché i soldi, la coperta è corta, no? Perciò dovresti trovare un compromesso per effetto del quale con le grandi aziende pianifichi e non gli chiedi sforzi e la pianti di chiedergli sforzi, modo tale che quegli sforzi che non ci sono, se no Marinese, alla fine cosa passa? Arrivo al ragionamento, passiamo a un ragionamento che è deleterio, che in questo paese sta diventando deleterio, me lo paghi in 6 mesi, me lo paghi in 8 mesi, ci stiamo abituando a rateizzare ed è È stato impressionante. chiaro, pubblicità, rimanete con noi, poi l'ultima parte.